Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto, risponderò a 5 domande in modo gratuito nel gruppo di Facebook, quindi questo video è preposto a rispondere a quelle persone che si sono giudicate per primo le domande gratuite, quindi dirò solo il nome e la domanda. Non il cognome o altre cose. Quindi partiamo con la prima domanda. Quindi sposterò la mano destra per far scivolare il mouse verso le domande e vediamo la prima domanda. La prima domanda è di Alessandro. Alessandro mi chiede se Alessandro, dirò anche però la data di nascita così si rende conto che è lui. Alessandro mi fa la domanda, lui è del 8274, se il lavoro riparte o se c'è un blocco. Quindi concentriamoci sulla domanda di Alessandro che mi chiede se il lavoro riparte o c'è un blocco. Io mi concentro sempre sulla domanda di Alessandro se il lavoro riparte o c'è un blocco. Ma la domanda principale è chiedo se il lavoro riparte. Bene, direi che il lavoro riparte, chiaramente qualcosina di bloccato c'è, quindi dovrebbe, io adesso non so perché la domanda non è precisa, però nel senso che non si sa che tipo di lavoro fa Alessandro, però direi che sì, il pendolino ha detto che lui avrà la possibilità di ripartire. Bene, passiamo alla seconda domanda. La seconda domanda è Stefania. Stefania dice: buongiorno Stefania, 18 4 85, Giuseppe 25 5 82 mi farà una sorpresa a breve. Quindi io mi concentro su Stefania e faccio la domanda se avrà una sorpresa a breve da Giuseppe. Quindi la risposta in questo momento chiaramente dovrebbe essere almeno nome e cognome, però dai dati che ho la risposta è no. Stefania, non ci sarà a brevissimo una sorpresa da questo Giuseppe. L'ideale sarebbe sempre che però voi mi diate il nome e cognome per il semplice fatto che io così mi riesco a collegare proprio alla in linea energetica giusta, perché potrei anche collegarmi a un Giuseppe sbagliato. Comunque diciamo che con i dati che ho, no, non ci sarà a breve una sorpresa. Andiamo a Heidi, che con la domanda Laura 23580 riuscirò ad avere turni in più a lavoro, grazie. Rispondo a Heidi. Laura mi chiede se riuscirà ad avere turni in più a lavoro. Il pendolino vedete che dice di sì, la Laura 23580 avrà sicuramente in futuro più turni a lavoro. Bene, passiamo alla prossima domanda di Francesca. Francesca 23365, se cambierò città perché desidero andare a Roma, grazie. Vediamo se Francesca 23365 se cambierà città e vorrebbe andare a Roma. Vediamo. Per il momento sembra che la cosa è bloccata attualmente. Molto probabilmente in questo periodo andare a Roma non sarà sicuramente facile. E direi, con le informazioni che ho, direi di no. Quindi facciamo l'ultima domanda, è Fiorenza. Vincenza, del 2/12/1949, mi devo fidare della promessa del mio sindaco? Adesso, questa è solo una domanda, l'altra domanda non la posso fare perché gli faccio una domanda per ogni persona. Vediamo se si deve fidare della promessa del suo sindaco. Beh,
il pendolino ha la Vincenza del 2/12/1949. Il pendolino dice che la promessa del sindaco sembra essere veramente valida, eh? Quindi sì, si deve fidare della promessa del sindaco. Bene, faccio l'ultima, proprio l'ultima domanda è a Nadia. Buongiorno. Nadia 22/1/66. La mia famiglia è da tempo in un periodo negativo. Passerà? Bene, vediamo la domanda, eh. Vediamo se alla Nadia passerà questo periodo negativo, eh. Nadia del 22/1/66. Insomma, diciamo che questo periodo negativo durerà ancora un pochino. Vediamo che è un periodo veramente impegnativo, eh? Vediamo che no, non sarà a breve che passerà. Io comunque alla Nadia posso consigliare di andare nel sito ilcapitano.altervista.org e scaricare gratuitamente i vari circuiti radionici per questi periodi duri e guardare nel sito del Marietto nel canale video dove ci sono le istruzioni, quindi direi di no. Bene cari amici, anche per oggi ho risposto alle prime domande in modo gratuito. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegarda e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Ogni lunedì sera avremo degli studi di esoterismo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!